L'ospedale di Bassano è una macchina complessa che si prende cura della salute dei cittadini e per questo chiamarla azienda è riduttivo. Certo deve far tornare i conti, evitare gli sprechi, ma la componente umana muove tutto. Al centro non ci sono i soldi ma il paziente e questa è la filosofia di Bortolo Simoni, da 20 anni alla guida di realtà sanitarie pubbliche del Veneto. La sua è una cosiddetta direzione strategica, gestisce cioè il presente ma guarda al futuro. C'è quella che viene definita una direzione strategica che è composta dal direttore generale, che è il rappresentante legale dell'azienda e che è supportato nell'ambito della direzione strategica di altri 3 componenti che sono il direttore amministrativo, il direttore sanitario e il direttore dei servizi sociosanitari e territoriali. Nell'ULSS 7 ci sono gli ospedali di Bassano, Sant'Orso e Asiago, che assorbono circa il 45% del bilancio aziendale, e poi c'è una parte di cosiddetta funzione territoriale con i distretti, che sono 2 per la Pedemontana. I cittadini coinvolti sono 360.000. Esiste un budget generale che deve soddisfare le esigenze di salute di tutto il territorio e perfino di chi viene da lontano. Questo budget che si crea a inizio anno, che è il meccanismo di finanziamento dell'azienda, corrisponde attualmente a circa 1.600-1.650 euro per abitante per anno, quindi noi con 360.000 abitanti avremmo quella cifra moltiplicata per 360.000. Di grande importanza è lo sforzo per mettere il cittadino al centro, per curare il paziente più che la malattia. Anche questa è la cosiddetta umanizzazione della sanità. La pandemia da Covid però ha imposto cambiamenti. La pandemia di Covid credo che sia destinata a cambiare in modo duraturo il rapporto del cittadino con le strutture. Oggi il Covid ci impone delle misure diverse e quindi dobbiamo tutti insieme cercare le migliori strade. Il futuro sanitario della Pedemontana è dunque tutta una sfida. 2 esempi di queste sfide da vincere: reclutare medici e accorciare le liste d'attesa.